Carissimi spettatori, bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Queste giornate le abbiamo vissute caratterizzate da una depressione che ha coinvolto il nord-ovest, portando qualche pioggia sparsa e giornate comunque stabili altrove, con lievi brinate e un clima più freddo al nord-est al primo mattino, soprattutto fino alla giornata di giovedì. Intanto questo weekend ritorneranno delle condizioni un po' instabili, soprattutto nella giornata di sabato, poi anche a Pasqua, Pasquetta, ma comunque con fenomeni legati solo ai monti, temperature che si manterranno ancora leggermente sotto la media. Poi rimonterà temporaneamente un anticiclone di origine azzorriana che riuscirà in gran parte a portare tempo stabile e temperature in ripresa, valori massimi che torneranno fino a 20 gradi in pianura tra lunedì e martedì. Giornata intanto di Pasqua con qualche ultimo rovescio sulla fascia montuosa. Lunedì tempo che ritornerà stabile fino alla giornata di martedì con nubi in transito ma innocue, mentre da mercoledì si instaurerà un flusso perturbato di matrice polare marittima che porterà nuove perturbazioni sull'Italia tra mercoledì e venerdì. Infatti avremo dapprima piogge sparse, ma poi tra giovedì e venerdì piogge via più intense, temporali anche forti e rischio di fenomeni insomma diffusi su gran parte del nord, poi anche al centro e al sud, ma questa tendenza riscuote ancora dubbi, soprattutto riguardo venerdì. Intanto notiamo anche da questa grafica come l'instabilità è concorde per gran parte dei modelli tra il 12 e il 14 di aprile, insomma dalla metà della nuova settimana. Insomma avremo modo di riparlarne. In questo caso avremo temperature in media col periodo, ma data l'area di origine polare caleranno drasticamente da mercoledì in poi. Vi daremo come di consueto nuovi aggiornamenti, seguiteci sempre.